Batterie, gruppi elettrogeni, saldatrici e altro materiale, gasolio nell'ultimo mese, persino 2 escavatori. Una piaga, quella dei furti nei 40 km di cantiere per la realizzazione della terza corsia tra Quarto d'Altino e San Donà di Piave, che rischia di rallentare i lavori già messi a seria prova dalle piogge della primavera. 10 giorni accumulati fino ad oggi, ma se si continua di questo passo i danni potranno diventare maggiori. Solo economicamente e solo nel cantiere 90 Meolo si parla già di 400.000 euro per un totale di 40 denunce. Autovie Venete sta cercando di correre ai ripari con la collaborazione della Polstrada, ma sono numerose le difficoltà. È molto vasto, ci sono molte zone di accesso e quindi anche lo sforzo che si è profuso ha rallentato. Non è difficilmente quantificabile quanto ha ridotto. Stiamo organizzando altri tipi di servizi, naturalmente potenziandoli, cercando di concentrare la nostra attenzione dove è più necessario. I lavori proseguono nonostante tutto, i tempi per la realizzazione del primo lotto sono confermati. Il primo lotto deve essere completato per il 2015, i tempi, le imprese stanno nei tempi giusti e quindi siamo ottimisti da questo punto di vista. In questo momento siamo al 50% circa degli interventi già realizzati, con un importo di lavori che si aggira intorno ai 100 milioni. Entro la fine dell'anno dovrebbe essere pronta anche la progettazione esecutiva del secondo lotto e si potrebbe sciogliere anche il nodo finanziamenti per gli oltre 2 miliardi di euro che arriveranno attraverso un prestito bancario. Intanto si dovranno fare i conti con un altro esodo estivo a cantieri aperti. I cantieri sono segnalati, tutto ciò che era possibile prevedere è stato nell'umana previsione previsto. E quindi ci auguriamo anche da parte degli automobilisti senso di responsabilità e soprattutto prudenza.